Sindaco, al via la nuova giunta, la conferenza stampa è per spiegare le ragioni di una giunta che è in fotocopia uguale a quella di prima. Che senso ha avuto fare tutto questo tran tran? Ma un senso l'ha avuto e come se l'ha avuto, perché se ricordate c'è stato anche un po' di malumore nella maggioranza in consiglio, quindi ho voluto dare un segnale, ho voluto riunire anche tutti gli esponenti politici che stanno appoggiando la mia maggioranza. Si è trovato poi una quadra finalmente. Non ho nulla da rimproverare ai miei assessori, li ho riconfermati anche per questo. Voi capite bene, a 15 mesi dalla scadenza del mio mandato, riniziare da capo con 9 assessori che devono riniziare da capo le varie procedure che hanno intrapreso i miei, tra virgolette, vecchi assessori, sarebbe stato assurdo, perché dobbiamo portare avanti tutte le istanze per la città. Mi interessa avere, ripeto, la maggioranza in consiglio. La quadra si è trovata, quindi andiamo avanti e speriamo che tutto vada per il meglio. Questo riuscirà davvero a dare un forte impulso? Sicuramente sì, sicuramente sì. Nella sua determina scrive: dopo attente valutazioni politiche per il rilancio della città, mi faccia capire gentilmente dove sta, quali sono gli elementi da cogliere per cogliere in questa rimodulazione, non rimodulazione, il rilancio della città. Ma il rilancio della città io intendevo l'approvazione del bilancio, l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, intendevo anche l'approvazione. Lei scrive nella sua determina sindacale, da 30 certo, adesso non ricordo il nome, dell'azione amministrativa della città. Per la prima volta a luglio, grazie al mio assessore Patrizia Lisci, noi avevamo il bilancio pronto. Naturalmente non aver approvato in consiglio il piano triennale delle opere pubbliche, non aver fatto il consiglio per approvare il PEF, per l'aumento Istat della Tari, questo ha bloccato l'approvazione del bilancio. Approvare un bilancio a luglio, mentre ogni anno viene approvato il 31 dicembre, era una grande conquista per Agrigento, perché poi tutte le azioni amministrative di ristrutturazione delle strade, dei marciapiedi, dove finalmente si può spendere non in dodicesimi, poteva essere fatto. Quindi ecco qual è il rilancio che dicevo io. Funziona se lei avesse cambiato assessori e deleghe. Siccome ma il problema non è né degli assessori né delle deleghe. C'è stata un'incongruenza tra magari qualche consigliere e... Ecco, lei ha detto che ha trovato la quadra in consiglio comunale, dove per ben 3 volte è andato sotto in minoranza. Su cosa l'ha trovata la quadra? Cosa vuol dire? Spiega ai cittadini il senso di questo accordo con i consiglieri comunali. No, si è fatta una riunione, i consiglieri comunali hanno capito le esigenze che questa città ha e finalmente tutti insieme stiamo portando avanti un unico progetto, quello, come diceva anche ora poco fa il suo collega, quello di portare avanti tutte le azioni amministrative per la nostra Agrigento. Non ci possiamo permettere di bloccare degli interventi fondamentali, come si parlava poco fa, il piano triennale delle opere pubbliche, il PEF, l'aumento Istat e la Tari, che sono fondamentali e indispensabili affinché un bilancio possa essere approvato. Ripeto, a luglio non era mai stato pronto un bilancio e io devo ringraziare il mio assessore Patrizia Lisci, che oltre a questo dovete sapere che ha messo su un'azione tale che i 3 milioni di euro da 21 anni fermi nelle nostre casse e ogni anno venivano portati in avanzo, finalmente il mio assessore Lisci le ha trovate, li ha liberati. Abbiamo chiesto un emendamento alla Camera a Roma che è stato approvato e quindi finalmente questi soldi potranno essere spesi per la sistemazione della città, marciapiedi, strade, decoro urbano, verde pubblico e pulizia straordinaria. Però queste azioni non si possono eseguire se il bilancio non è approvato. Quindi ai consiglieri della DC che messaggio lanci? No, i consiglieri del DC sono sempre stati presenti in consiglio, hanno sempre garantito la maggioranza, posso solo ringraziarli. Sindaco, sulla protesta dell'acqua non ha detto niente lei, eppure ha interessato migliaia di cittadini che hanno manifestato. Io sulla protesta dell'acqua non dico niente perché io lavoro in silenzio con il presidente Renato Schifani, che è sempre al nostro fianco e che si sta attivando tantissimo affinché questo problema venga risolto e penso che a breve sarà risolto. Arriverà più acqua da Agrigento? Ma sicuramente deve arrivare più acqua. Quali sono le novità in questo senso? Se ce ne anticipa? Che si parla sempre che arriva, ma all'atto pratico ancora la gente soffre. Vabbè, lì non conosco i particolari, si sta lavorando in una cabina di regia tra il direttore Cocina, il presidente Schifani e tutti gli altri organi, tra cui ci saranno anche gli esponenti di Sicilia Acque, per
avere una risposta chiara. Io, da parte mia, ho anche individuato 4 pozzi nel territorio di San Giovanni, di Santo Stefano di Quisquina, scusate, pozzi esistenti, ma mai utilizzati. Ecco perché io è vero che non parlo, ma io le note che faccio non le pubblico. Già più di una settimana fa questa nota è stata inoltrata a Palermo. Questi 4 pozzi, ripeto, sono esistenti, devono soltanto essere incanalati nelle nostre condutture. Ma si parla di quasi 150 litri l'ora e 150 litri di litri al secondo, che andranno a incrementare quello che attualmente non abbiamo. Siccome però abbiamo una riduzione seria. Lei sa che quei comuni godono del beneficio di legge della gestione propria. L'acqua è della regione, l'acqua è del demanio regione, l'acqua non è dei comuni. L'acqua attualmente, perché a Bivona e altri che la gestiscono in proprio. No, ma questi pozzi Bivona, che dico io non sono Bivona, utilizzati. no, io dico Sì. Bivona attualmente ci dà l'acqua della Giga Castello dove depura. Io parlo di pozzi nel territorio di Santo Stefano, che sono stati individuati, esistenti e non utilizzati. Il Questi suo vice sindaco chi è? No, rimane tutto uguale, rimane Quindi il dottore, sì, le deleghe rimangono uguali perché devo dire non posso rimproverare nulla ai miei assessori. A Don Carmelo ha fatto Sindaco, una domanda bene. devo farle. A poco più di un anno dalle elezioni, nella sua mente, nei suoi pensieri, c'è la voglia di continuare a fare il sindaco di Agrigento fino al... Lo deciderò nel 2025, ragazzi. Novità per Capitale della Cultura? Novità sono grosse, nel senso che già la macchina amministrativa è partita, è stato individuato, già era stato individuato il direttore, ma ora è ufficializzato.